Questa sera è il gran debutto dei Promessi Sposi, come sta andando? Bene, ci aspettiamo tante persone, arriveranno gran parte da fuori, dalle chiamate già lo vediamo, arriveranno, li accoglieremo qua in questo ampio parcheggio che come potete vedere da qui comodamente si può entrare lungo questo percorso nel quale già possiamo, venite con me che vi accompagno, possiamo vedere che forse già Michele dovrebbe essere arrivato qua dentro il teatro, vi faccio vedere tutto già bello riscaldato, pronto, arredato e pronto all'uso. Eccomi che arrivo! Eccomi qua! In barca questa volta perché non ho fatto di aereo, ho fatto via terra, quindi da Messina arrivo con la barca di Lucia. Ora mi fermo, ecco qua, fermi. Questa è la barca con la quale Lucia e Renzo andranno sul lago per lasciare il loro paese per scappare a Don Rodrigo. Una barca come bisogna che sia. Allora, abbiamo portato qui al Palaforum tutta la strumentazione necessaria per poter presentare una grande versione dei Promessi Sposi. Chi l'ha visto ritorni perché vedrà uno spettacolo quasi nuovo, nel senso che le scene si muovono in una certa maniera diversa, c'è la pioggia formidabile, carismi che non posso mostrarvi, nuove coreografie che sono le coreografie fatte da Martino Muller, il coreografo del Cirque du Soleil, e poi il posto è bellissimo, guardate quanto è bello, guarda quanto è bello, ecco qua. E qui la sera di Capodanno ci sarà anche il cenone perché non ci facciamo mancare nulla. Ieri Enzo Bellavia mi ha portato al ristorante che farà il servizio e ho detto alla mia dieta: senti bene me, ci rivediamo dopo Capodanno. Lei ci è rimasta malissimo, però ci siamo divertiti molto. C'è una cena sensazionale, portate a mai finire, qualità bellissime, sarà una sera straordinaria, però sin da stasera parte col debutto lo spettacolo, ci saranno Gio Di Tonno, Noemi Smorra, Graziano Galatone, Cristian Gravina, la monaca di Monza, una Rosalia Misseri straordinaria. E queste scenografie si muoveranno in maniera orizzontale, che sarà uno spettacolo solo a vederle. Sentite, poi la mia gioia di stare qui ad Agrigento per la prima volta dopo tanti anni a passarmi il Natale e il Capodanno a casa, insieme a voi. Ci vedremo ogni sera e poi se avete domande da farmi, io sono qua pronto a rispondere, vuoi farmi delle domande? Ecco, diciamo che mi fai le domande. Ciao, benvenuto a TVA. Ah già, grazie. Ecco, io sono invasivo, eccomi. Tornare ad Agrigento non è assolutamente la prima volta. Dopo il grande successo dello scorso anno, cosa si aspetta quest'anno? Ma io mi aspetto intanto di vedere il Palaforum pieno, poi mi aspetto di incontrare tutte le persone alle quali voglio bene, di avere spettatori nuovi, ma poi il piacere di stare, scendevo prima, venivo da casa mia, passavo alla Valle dei Templi, noi abbiamo un posto che è straordinario, noi viviamo in un paese straordinario che non sappiamo apprezzare e io che vivo da emigrato a Roma, quando ritorno dico ma quando il Padre Eterno ha detto questa è Agrigento, si è proprio concentrato bene. Quindi dia l'appuntamento agli agrigentini? Allora facciamo una cosa, vieni qua piano piano. Perché devo tornare indietro, no, a rimettere a posto la scenografia, se no poi Lucia come fa ad andare via? Allora, non scoprite i meccanismi tecnici con i quali questo si muove. Allora, vieni qua, barca, muoviti, aspetta un minuto, qua, no, così, da questa parte, aspetta, eccolo. Allora, l'appuntamento è il seguente, ci vediamo da stasera al Palaforum ad Agrigento. Mi raccomando, non mancate, sarà una cosa straordinaria. Ciao!